Attenzione, astronauti delle stelle morte. Anche in questo capitolo potrete trovare altri indizi sull'identità del personaggio misterioso. Se siete convinti di averlo riconosciuto, scrivete pure il nome motivando anche la risposta nei commenti sotto al primo capitolo della serie. Mi raccomando, buon ascolto. Dal momento in cui la navicella da trasporto di tipo gamma chiamata Magnum Opus penetrò lo strato di relitti e rottami vacuamente osservata dalle orbite vuote di un centinaio di cadaveri che stavano in sospensione al pari di pulviscolo cosmico, le apparecchiature di bordo presero a disfunzionare in modo sempre più evidente, sebbene ancora non troppo allarmante. Nigred, il pilota, malgrado la giovane età, era sufficientemente esperto da poter far fronte a quelle seccature, sebbene non riuscisse quasi a dominare la paura che lo invadeva. Un sentimento sottile che vedeva riflesso anche sui volti dei suoi tre compagni. Grazie al radar e ai pochi dati coerenti mostrati dal computer, si stabilì che stavano attraversando la sezione di un ampio anello di detriti non dissimile da quelli che si formano attorno alle masse di certi grossi pianeti. Ma non c'era alcun pianeta, né grande né piccolo, né roccioso né gassoso, al centro di quel cerchio di grotteschi residui. Nessuno degli strumenti rilevava la presenza di un corpo celeste, sebbene i cosmofoni stessero nuovamente captando una sonorità inusuale che sembrava provenire proprio dal nucleo dell'anello, irradiandosi al pari di un'oscura melodia, a tratti ronzante, a tratti gutturale, così atrocemente simile a una voce mostruosa, da foderare le pareti dei cuori dell'equipaggio con la gelida brina del terrore. Ciò che risultava impercepibile alle sonde, al radar e alla strumentazione divenne però visibile a occhio nudo non molto dopo, dietro il sipario dei relitti. Cinta da fasce di carcasse la cui coalescenza aveva dato vita ad ampi anelli, stava una sfera perfetta della dimensione di un pianeta nano, il cui corpo rotondo sembrava essere costituito di mercurio liquido, che rifletteva come uno specchio ogni cosa, sebbene il suo colore non fosse l'argento scintillante di quel metallo, ma bensì una qualità di nero tanto intensa e profonda che riusciva a risaltare nitida persino sullo sfondo buio del cosmo. Per una decina di minuti l'apparizione inattesa, che rifuggiva ogni logica mai concepita dagli studi dell'uomo, tenne impegnati i quattro cosmonauti nella sua silente e meravigliata contemplazione, opacizzando le loro menti fin quasi a spegnerle. Era una visione che metteva a dura prova la sopportazione ed evocava pensieri disgustosi, accarezzandoli con melaniche spire di terrore. Per quanto simile a un microscopico pianeta, quella immonda forma geometrica non sembrava il concretizzarsi di agenti fisici o naturali, ma dava invero l'impressione di essere stata partorita dall'ingegno di una sorta di intelligenza aliena. Inoltre, orribile a dirsi, nella psiche stravolta dell'equipaggio si annidò un pensiero paralizzante, ovvero che la cosa che stavano osservando non fosse inanimata, bensì una paradossale forma di vita. Rubeon fu il primo di loro a riaversi da quel momentaneo stato catatonico, ridestato dal ricordo della missione, la cui ultima e più delicata fase doveva essere espletata. Con voce aspra riportò gli altri al presente, ordinando al pilota di procedere in direzione dell'oggetto non identificato fino all'estremo bordo interno dell'anello di relitti e poi arrestarsi lì, mantenendo una distanza costante. Quindi istruì Albeda e Xanthosis affinché lo aiutassero con il cadavere chiuso nella capsula criogenica. Il defunto era animato da contrazioni spasmodiche piuttosto intense. I suoi occhi erano sgranati nelle orbite, del tutto spalancati, e i suoi denti producevano un ticchettio frenetico e agghiacciante. I tre uomini cercarono di far fronte a quello spettacolo odioso, lavorando in sinergia per spingere la capsula nel boccaporto di una delle navette di esplorazione. L'intera struttura della Magnum Opus era attraversata da vibrazioni ritmiche che inducevano il metallo a emettere strane e lugubri note ronzanti.
Mentre il mercenario e l'ex medico immobilizzavano la capsula nel ventre della navetta, Rubeum impostò la rotta, inserendo nella plancia coordinate che corrispondevano alla posizione della misteriosa sfera d'argento nero. Pochi minuti dopo, tutti e quattro erano nuovamente radunati sul ponte di comando, trepidanti di aspettativa e timore, mentre osservavano il lento procedere della navetta verso il globo sconosciuto. Dietro la tondeggiante sonda si snodava il lungo cavo che la collegava alla nave madre, mentre su uno degli schermi si ammucchiavano colonne di dati e rilevazioni mandati dalla navetta di esplorazione che non avevano nulla di logico. Il tempo aveva smesso di esistere e nessuno dei presenti emise un fiato quando la navetta collise con la superficie esterna della sfera, la quale si increspò al pari di una gigantesca goccia d'acqua e la fagocitò al proprio interno. Il bizzarro suono che per tutto il tempo aveva continuato a erompere dagli altoparlanti dei cosmofoni si modulò in distorsioni lamentevoli e terribili simili a quelle che avrebbe prodotto un cetaceo impazzito durante qualche immonda estasi. Il cavo che univa la navetta alla Magnum Opus serpeggiava lentissimo nello spazio che separava l'astronave alla sfera. Il bibliofilo, nel momento in cui la navetta esplorativa era scivolata dentro l'anomalo corpo celeste, aveva capovolto una grossa clessidra contenente sabbia grigio chiaro, ricavata dalla scrupolosa polverizzazione di ossa umane. Un velo serico scivolò dalla strozzatura dell'oggetto, riversando sabbia sul fondo per un'ora. Quando anche l'ultima particella di quella cenere umana fu caduta, Rubeum la capovolse di nuovo, e così fece per altre volte, in un totale di 9 ore, al termine delle quali, imperiosamente e con il tono di voce arrugginito da frenetica urgenza, ordinò che il cavo fosse ritirato. Nigred inviò il comando e qualche minuto dopo, attraverso i pannelli di vetro che formavano la plancia, le molte spire del cavo iniziarono a stirarsi man mano che quest'ultimo veniva avvolto dai meccanismi. La seconda attesa fu ancora più sofferta perché nessuno poteva pronosticare cosa avesse subito la navetta esplorativa durante il suo ingresso nel corpo fluido della sfera. Forse ne sarebbe uscita illesa, forse distrutta come se un'inimmaginabile pressione l'avesse spremuta, o poteva darsi che non ne sarebbe uscita per niente. La nera e lucida superficie di quella perfetta goccia di tenebra tornò ad agitarsi quando ne emerse la grigia e tozza figura della navetta, tirata indietro dalla trazione che il cavo vi esercitava. Subito il pilota attivò il sistema di telescopi ed essa comparve su vari schermi sotto gli sguardi curiosi e agitati di tutta la ciurma. Si notava che i motori erano spenti e che gli oblò erano privi di luce, ma a parte questo fatto, la struttura era perfettamente intatta e non era visibile la benché minima pecca. Smanioso di timore e curiosità, Nigred fece volare le abili e lunghe dita sui tasti, cercando vanamente di collegarsi al sistema della sonda, ma invano. Il segnale era presente, ma non rispondeva, del tutto inerte ai tentativi di ricevere risposte, come se un'energia sconosciuta avesse fatto tabula rasa del computer. Poco dopo la navetta si inseriva nel suo hangar senza impedimenti. Indossato che ebbero le tute anticontaminazione biologica e radioattiva, i 4 si prepararono con trepidazione a estrarre la capsula criogenica. Il mercenario e l'ex medico si addentrarono oltre il boccaporto. L'oscurità all'interno della navetta di esplorazione era rischiarata dal verdognolo alone di luce degli schermi dei computer, affollati da sequenze di cifre e numeri e simboli assemblati in una caotica e indecifrabile confusione. Non avevano mai visto nulla di più sconcertante. L'apparecchiatura non sembrava guasta, sembrava impazzita. Uscirono tirando dietro la barella con sopra la capsula, il cui vetro era stato oscurato da una sbalorditiva pellicola di condensa. Le serrature elettroniche si disattivarono con un sibilo e il coperchio venne lentamente innalzato come il guscio di un coleottero. In una non voluta quanto precisa sincronia, i 4 si sporsero per guardare all'interno della capsula e con una simultaneità altrettanto spontanea e repentina, gravida di raccapriccio, si ritrassero. Le loro espressioni mostravano identico spavento dietro il vetro dei caschi, un orrore muto che contraeva i lineamenti in smorfie. Il corpo steso nella capsula era pallido come una statua di cera, perfettamente immobile, fatta eccezione per il lento sollevarsi del magro torace a ogni contrazione polmonare.
Un sibilo lieve e cartaceo sfuggiva dallo spiraglio delle sue labbra. Stava respirando. Era tornato a vivere.